Ed eccoci alla finale della 4% con la formazione azzurra che gareggia in quinta corsia: Madonia, Floris, Pavoni e Tilli. Gli altri finalisti sono Canada, Germania Federale, Gran Bretagna, Unione Sovietica, Francia, Giamaica, Ungheria. Non c'è il quartetto statunitense, come dettovi, squalificato ieri nella semifinale per cambio irregolare oltre la zona. Quindi la lotta sarà strenua tra Unione Sovietica, Francia, Germania dell'Est, Germania Federale. Speriamo che l'Italia possa inserirsi in questo contesto. Indubbiamente l'eliminazione della staffetta statunitense, dolorosa sul piano così dei valori e dello spettacolo, ci favorisce e auguriamoci che Madonia, Floris, Pavoni e Tilli sappiano profittarne. Ripetiamo, gli azzurri gareggiano in quinta corsia, hanno come punto di riferimento la formazione sovietica. Ecco, quindi in quinta corsia, vediamo, tutto è pronto con ecco Madonia che è partito molto bene. Dobbiamo dire che riesce a mantenere un margine di vantaggio. Ora cambia quasi contemporaneamente con i sovietici, che però si portano in vantaggio a loro volta con Krylov. In buona posizione anche la Germania dell'Est, la Gran Bretagna. Vediamo all'esterno anche il quartetto francese, giamaicano, ed eccoci con Tilli che è costretto ad inseguire. Al comando c'è l'Unione Sovietica impegnata dalla Gran Bretagna, Germania dell'Est che è terza, la Francia no, terza, 38 e 19, i nostri sono quinti, praticamente mai sono riusciti a lottare per le migliori posizioni, e il trionfo del quartetto sovietico che naturalmente si è valso della squalifica degli statunitensi. Comunque vediamo Prigine, Krylov, Muraviev e Savine che hanno conquistato la medaglia d'oro con il tempo di 38 e 19. Il record olimpico è 37,83 degli statunitensi, che detengono con questo stesso tempo naturalmente anche il record del mondo. Dei transalpini, mentre vediamo i transalpini in sesta corsia, l'Italia in quinta, e in ritardo in curva Pierfrancesco Pavoni. Ecco, ora vediamo partire Tilli che ha raccolto il testimone con un notevole ritardo nei confronti del sovietico, del britannico, con Christie che vediamo in un vano inseguimento. Al terzo posto c'è il rappresentante della Germania dell'Est che è quinto il giamaicano, forse sesto il quartetto azzurro, perché al quinto mi pare di aver visto il rappresentante giamaicano precedere di un soffio il nostro Tilli. Siamo al cambio con Pavoni in curva, e qui ecco sono partiti i sovietici anche con un certo ritardo, invece erano partiti con un buon margine di vantaggio i giamaicani e i rappresentanti della Germania dell'Est. Ecco, vediamo adesso il cambio tra i due francesi, tra Enervé e Morinot, e quello tra Pavoni e Tilli, quello tra Muraviev e Savine, e poi i britannici lanciano all'inseguimento Linford Christie che recupera terreno, ma non ce la fa a strappare il primato a Savine, che porta il quartetto sovietico alla vittoria. Seconda la Gran Bretagna, come vi ho detto, terza la